Buonasera a tutti e benchiatas a Novis. Il Friuli Vignese Giulia alle passe tutti i parametri che distinguono le zone salediche e narancine, entrante ufficialmente in tal conto des regions che di settimane prossime potrebbe sintocchiare il secondo livello di limitazioni anti-Covid. Il superamento è stato fissato con l'ottenimento di 399 pazienti in tesaris medicis e di 42, di cui 36 non vaccinati, in terapia intensive. I news positivi sono invece 1.657 a fronte di 5.589 tampons molecolari e 7.242 test svelzi. I decessi in queste ultime 24 ore, tra cui un 75 di Trieste e un uomo di 77 anni di Udine, quasi 50.000 persone in isolamento domiciliare. Si presente al centri des vaccinis di Udin con una prenotazione buine, ma dopo al refude di iscrivi il modulo al baruffe col personale e al rallente di queste le operazioni di vaccine. Un uomo di 53 anni, residente in provincia di Udin, è stato denunciato ai carabinieri per interruzione di servizi pubblici. L'uomo si è rimettuto in fila tanto che duci altri, ma una volta arrivato il suo turno, ha scominciato a mettere domande al personale, rallentante il svolgimento regolare delle operazioni per più di mezz'ora per dopo refudarsi di là in devante, dove l'arrivata dai militari dell'arma ha riportato la situazione a normalità. Al rientro in autostrada al fascio inversione al passo 4 km in Quintriman, è succeduta a Chiampros in zone di Tarvis con un automobilista italiano che l'ha imbocciato autostrada in tal senso corretto in direzione sud, per dopo cambiare idea, torna in Daur, passando tutta la galleria spartiacque. La manovra è tanto pericolosa e è stata richiappata delle telecamere di controllo di autostrade con la polizia che è intervenuta e ha bloccato il miec revocante la patente all'automobilista. Un cittadino albanese di 46 anni è stato arrestato a Udin dopo diversi robaris in appartamenti dal Chiaflug Furlan. L'uomo, un acrobat Lari, si schiarava sulle armature e gornis per arrivare ai barcons des chiasis, entrante facendo bottinate di bens preziosi. Dentro dall'appartamento la Casteve, di proprietà di un connazionale, sono state schiattate centenari di gioie di aure, varis preziosi, una quindicina di orologi di presi e diversi sborsi sfirmati. Dos vittime des robaris hanno riconosciuto già una parte delle furtive sequestrate. È stata chiattata fura Magnan in Riviere Anna, la giovane di 17 anni, schiampata di chiesa, Porcie Marta Spassate. La giovane aveva lasciato i genitori su una lettera di gente di volerla a Bergamo da un'amie. In realtà, è restata in regione e ai carabinieri che le hanno individuate di essere schiampate per motivi sentimentali. Dopo gli accertamenti dal caso, gli è state riportate a chiesa. Sono cresciuti dal 50% in un anno a Udin i casi di molestamento al paese di Vore, passati di 100 voti a 152, che 3 su 4 avevano intanto che vittime gli feminis. Alle cetan che le venuti analisi del sportello antimobbing del comune di Udin, che ha fatto 412 consulenze sin dal 2021, 342 erano stati dal 2020. Più i colpiti, i lavoratori del settore privato e la fascia d'età con più di 50 anni. Aie allerte a San Daniel dopo che sono state chiatate cenglars muars per via di peste suine africane. La malattia non si trasmette all'uomo, ma poi genererà un danno enorme sedi ai allevadores, che sono aziende di trasformazione, con le fabbriche di persuz che si chiateressero a non poter esportare i loro prodotti. Al momento, l'ha commentato Mario Cicchetti, direttore del Consorzio per Sud di San Daniel, non possono esportare prodotti in Cina o in Serbia, intanto che la situazione non pesa sul mercato italiano e europeo, ma anche sui mercati internazionali, anche Stati Uniti, Australia e Canada. Biofarma di Meret di Tombe passa di Man ed evento francese, con la quota maggioritaria dal colosso attivo in l'ambito del sviluppo, produzione e confezionamento di integradores alimentari, dispositivi medici e cosmetici è stata acquisita dal fondo francese Ardian per 1,1 miliardi di euro. Il 30% di Biofarma, leader in tal settore in Italia e in Europa, resta in mano del fondatore Scarpa. L'amministratore
delegato Maurizio Castorina mantignerà il RUL. Più di 350 milioni di euro di interventi a metusa detrazione, 247 riferiti a lavori già concluduti. Sono gli ultimi dati in giornata di Enea sull'andamento del super bonus in regione. Andà a notizie il deputato Luca Sut, che ha gruppo dal Movimento 5 Stelle in 10ª commissione attività produttive de Chiamare. A son 2600 interventi ai 31 di dicembre dal 2021, 204 che riguardano i condomini e 1675 le unità familiari e 621 le unità indipendenti. E sarà tornata a Viergi tra 100 anni la capsula dal team ideata dal comune di Cosean e installata in place dai artisti. Contiene opere di artisti italiani e foresti, ma anche dai video chiatati in un hard disk. Ho sentito il sindac Asquini. Le capsule dal tempo è state installate da place dagli artisti di Cosean. Sì, la place degli artisti di Cosean ha veduto per fortuna la presenza di tanti artisti dagli ultimi 12 anni. Si ha avuto la possibilità quindi di ospitare talmente tante gente che si fa su un nome. Questo nome viene deciso durante il Covid di metterlo a disposizione dei cittadini, non ma che di voi, ma anche che saranno fra 100 anni. E quindi fra 100 anni si ha la possibilità, sperando di sei chi, anche insomma se me ne battute, ma sperando di sì, di viergi la capsula dal team e che ha dentro quasi 100 opere d'arte. Sono opere che provengono da tutta Italia, anche dall'estero chiaramente, ma abbiamo voluto inserire anche qualche altro riguardo. Per esempio, la possibilità di dare ai cittadini di Cosean l'interessante novità di mettere dentro dei video oppure da lettere che hanno deciso appunto di scrivere o fotografie per fare di un spaccato da nostra società attuale, ovvero 2021, esattamente fra 100 anni, anche perché fra 100 anni il mondo sarà completamente differente. E dopo c'è un'altra iniziativa di realizzare una meridiana, per facè. Sì, due iniziative, una in Meridiane che avrà di là colpì una volta ad anno il 19 di settembre appunto, un radio di Sorelli per illuminare le nostre opere d'arte, perché la capsula dal team è diventata una vera e propria installazione artistica ovviamente. E la seconda iniziativa è il catalogo di tutte le opere che sono inserite dentro e questo catalogo lo darà in regalo a tutti gli artisti che sono stati appunto chi di no ospis. Regolate dopo 2 anni di stop per via delle pandemie si è tornata a fare la tradizionale messa dal Bambino Gesù di Praga con la processione in Talborg di Ludari, il rituale cristiano di 300 anni in daure, leate ai emigranti. Come erano 2 anni che perché un viaggio per io, un viaggio per il Covid là e non abbiamo potuto fare la processione. Quest'anno invece, dopo che vengono l'Oris della Pietra, alla abbinato questo fiesto con la benedizione dei frutti e come che ha veduto mi pare che è una festa dove partecipare. Di quanto sai che fiesto? La festa non mi riguarda neanche io, è sempre saputo, io ho 70 anni, per cui è sempre praticato e sono stato sempre qui perché io voglio all'Ero Muini, quindi io partecipavi. Una volta, il giorno del bambino, facevano la messa al mattino a Buonoro e facevano la festa, la messa per soli uomini, alle ore 7. Dovevano partecipare solo gli uomini per fare la comunione e fare la comunione e accostarsi ai santi sacramenti della Pasqua. Questo fiesto era un gran sentito anche dai uomini, che praticamente non levano neanche tanta messa, però la festa del bambino era onorato e partecipato. E anche per lo signor le tutte, si torna in Aiodi, domani sera è sempre a Snuvman col Vinci. Buone serate, Mandi.